Il copione è ancora lo stesso. Nella quarta votazione di ieri per l'elezione del Presidente della Repubblica nulla di fatto ed anzi alcuni partiti hanno deciso l'astensione o scheda bianca, con alcuni nomi di bandiera, mentre nella notte sono continuati gli incontri e le trattative. Questa mattina alle 8:30 è stata convocata una riunione con le delegazioni di PD, Movimento 5 Stelle e Leu per decidere se il nome proposto dal centrodestra della Presidente del Senato Casellati sarà confermato e quindi assumere una decisione. Il vertice serale del centrodestra dovrebbe indicare Elisabetta Casellati per la quinta votazione. È il nome più prestigioso, dice il presidente della Liguria Toti, che ha ricevuto delega dai leader per trattare con gli altri. Ho avuto mandato di esplorare tutti i profili per informare i leader del centro-sinistra, Letta, Conte e Speranza, e definire un percorso. Ribadisce il vice segretario del PD Peppe Provenzano un tweet di Enrico Letta in cui si bocciava la candidatura di Elisabetta Casellati scrivendo: proporre la candidatura della seconda carica dello Stato insieme all'opposizione contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Rappresenterebbe in sintesi il modo più diretto per far saltare tutto. Nella serata di ieri era rispuntato nuovamente il nome di Franco Frattini, aveva avanzato dal centrodestra, che ha fatto irrigidire PD e Italia Viva, già schierati contro, ed una dichiarazione al vetriolo di Matteo Renzi. Hanno scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor. Usare il Presidente del Consiglio di Stato Frattini, una carica istituzionale così autorevole, per spaccare la maggioranza di governo è un segno evidente che non c'è la volontà di trovare una soluzione per il Quirinale. Il nome del prossimo Presidente della Repubblica dovrà essere frutto di un percorso di condivisione e non di uno schema di una sola maggioranza. Tutte le proposte che dovessero emergere da uno schema del genere sarebbero per noi inaccettabili. Questo è il messaggio che arriva invece dal Nazareno. C'è da notare, invece, che i 166 voti su Mattarella di ieri mostrano l'idea della continuità, confermando il quadro attuale: Draghi al governo e l'attuale inquilino al Quirinale. Far finta di cambiare per non cambiare nulla.